270 minuti dal termine il campionato di calcio di C2 ha emesso un solo verdetto, quello relativo alla retrocessione del Cesenatico. Nulla di definitivo invece per quanto riguarda le due squadre che seguiranno i romagnoli nell'interregionale e le altre due che saranno promosse in C1. Per quanto riguarda la retrocessione, chi rischia di più è la Maceratese, mentre tra Galatina, Biceglie e Matera tutto probabilmente si deciderà negli ultimi 90 minuti. I biancazzurri, dopo il tonificante e meritato pareggio di Ravenna, sono attesi domani da un turno casalingo che sulla carta appare alla loro portata. Affronteranno infatti una squadra, la Civitanovese, che non avendo più problemi di classifica è abbastanza demotivata, tanto che negli ultimi 4 incontri ha conseguito appena un punto. Delle 15 partite finora disputate in trasferta, i marchigiani ne hanno perse 10, pareggiate 4, mentre l'unica vittoria l'hanno ottenuta sul terreno del fanalino di coda Cesenatico. Il Matera, dal canto suo, al di là del punto conseguito, è apparso a Ravenna molto più determinato e concentrato rispetto al passato più prossimo. Soprattutto in difesa, grazie anche ad un'attenta marcatura a uomo, si è riusciti a controllare la partita senza correre rischi. A questo punto è indispensabile ritrovare efficacemente la via del gol, visto che nelle ultime 9 partite ne sono stati messi a segno appena 4 e se si escludono le 3 reti realizzate contro l'Angizia, il bottino diventa veramente misero. La Civitanovese, con le 31 reti subite, dispone di una difesa tutt'altro che ermetica. Potrebbe essere l'occasione buona perché Innella riprovi la gioia del gol dopo un digiuno che è secondo forse solo a quello di Platini. Domani Conticchio sembra orientato a schierare una sola punta, con Pugliese inizialmente in panchina. Viene ridata fiducia quindi ad Ardizzone, da cui potrebbe partire qualche guizzo vincente. Si tratta in sostanza di una conferma della squadra schierata a Ravenna. L'unico dubbio riguarda Quarta, rimasto ferito in allenamento all'arcata sopraccigliare, che ha avuto bisogno di 4 punti di sutura. Se non dovesse farcela toccherebbe a Di Girolamo o Calemma. Questa comunque è la formazione più probabile: Mancini, Cifarelli, Quarta, Tatarani, Angelecchi, Di Callo, Doriano, Adorisio, Ardizzone, Brescia, Innella. Partita stregata per il Matera che vede svanire la speranza di permanere in Serie C2, ma tuttavia riesce a trovare la forza di reagire attaccando in maniera seppure confusa ed arrembante. All'8° minuto Doriano batte un calcio d'angolo dalla sinistra, perfetta la parabola per l'altrettanto perfetto stacco di testa di Cifarelli e palla nell'angolino basso alla sinistra di Branchetti. Insiste a questo punto il Matera, intravedendo la possibilità di recuperare il risultato che sembrava ormai compromesso, e al 20° finalmente giunge il sospirato pareggio. Grande merito dell'azione dell'inesauribile Doriano, che con una splendida iniziativa personale si libera di un avversario e lascia partire un perfetto tiro, la cui parabola arcuata terminava la sua corsa all'incrocio dei pali alla sinistra di Branchetti, vanamente proteso in volo. Un gol bellissimo, anzi, come si dice solitamente, da antologia. Malgrado i continui tentativi dei biancazzurri materani, il risultato non cambia sino al termine dei 90 minuti, anche perché il ritmo della gara si fa via via più blando e l'Angizia cerca di addormentare la gara, mantenendo il possesso della sfera, e anche perché il Matera esauriva le proprie energie di reazione, accettando un risultato che alla fine dei primi 45 minuti forse non sperava più. Un pareggio quindi che, infine, non va sottovalutato, anche perché occorre dire che nella gara odierna i volenterosi ragazzi del Matera ce l'hanno messa proprio tutta per interrompere la serie negativa.